La passione è nata da quando ero bambino, era il mestiere che volevo fare, che dopo ho fatto tutt'altro, perché ho lavorato in un negozio di elettrodomestici, così. Poi invece ho fatto tutt'altro, ma è una passione che mi è rimasta dentro e con il tempo, finché un giorno non ho trovato una radio, ho lavorato per il comune di Cison, un giorno ho trovato una radio vicino ai cassonetti dell'immondizia e là mi è esplosa tutta la passione che avevo soffocato dentro per tanto tempo e lì ho cominciato a frequentare un mio amico Rino Venezian, che lui lo faceva proprio per lavoro. Ho tirato fuori i libri che avevo accantonato in soffitta e lì è cominciato e avanti così, finché gli ho detto al mio amico Rino, dai che facciamo un museo, che abbiamo tante radio insieme, io e te. Io lo accompagnavo, lui aveva già la sua età perché aveva 80 anni, ma diceva sempre che se devo vivere come mia madre ho ancora 20 anni di lavoro perché sua madre è morta oltre 100 anni e allora lo accompagnavo per i mercatini, così io ne compravo una, lui ne comprava due e avanti finché un bel giorno là nel suo garage dove lo faceva da tecnico è arrivato dentro un Virgilio Floriani che era un ingegnere cisonese e là ha visto questa radio e ha detto che la radio là l'ho progettata io quando lavoravo alla Safar, che adesso questa radio l'ho voluta qua nel mio museo. Sì, questo museo non è un museo grandissimo e con pezzi costosissimi come ce li hanno gli altri, tipo il Museo Pellegalli di Bologna che è un patrimonio dell'UNESCO o certi musei in giro. Io, siccome l'ho messo su con i miei risparmi, diciamo, ho cercato di fare una storia dagli anni 20 fino ai nostri giorni con pezzi più o meno pregiati. Ci sono tanti particolari, sì. Per esempio radio curiose come questa che ho alla mia destra, che è fatta a lanterna, che è americana. Dopo ci sono quelli di Castiglioni, del famoso architetto ingegnere italiano, disegnate da lui. Ci sono quelle più piccole che facevano allora da mettere in borsetta alle signorine. E dopo c'è un particolare, quella una delle poche radio dell'Est, e Tesla è l'unico che ha fatto una radio fatta a goccia abbastanza, che dopo Tesla è famoso che ha fatto anche la bobina di Tesla. Tesla lo tengo un po' sì, nel mio cuore, diciamo, perché è uno scienziato che è stato ignorato quasi da tutti. Si comincia, pochi sanno chi è Tesla, si incomincia a sentire il nome adesso perché fanno le auto elettriche, ma lui è lo scienziato che ha inventato anche la corrente alternata che c'è in giro per le case. Lui voleva portare la corrente wireless facendo le bobine come quella là che si vede, la bobina di Tesla la chiamano, che quella là si accende senza bisogno di fili, una lampadina che hai in mano per esempio. Questo è stato ignorato perché aveva al suo fianco, lavorava insieme con Edison, che Edison era un affarista nato con l'inventore della lampadina, parliamo. Tesla è riuscito a fare nelle cascate del Niagara la prima centrale elettrica a corrente alternata, invece Edison lo voleva screditarlo facendo uccidere animali nelle piazze con la corrente alternata per far vedere che era pericolosa e tutte quelle storie là. E Tesla è morto poverissimo perché non era un affarista, gli bastava lavorare, non era come Edison. Nei lager nazisti, basandosi sul principio della radio a galena, hanno ricostruito, con i pochi mezzi che avevano, hanno ricostruito una radio perché gli serviva per sentire se arrivavano gli alleati a salvarli, con una lametta da barba arrugginita ed una matita, che la matita è dentro la grafite, che come si sa la grafite conduce corrente, hanno ricreato il diodo. Poi gli servivano del rame che lo portavano via dalla bicicletta, dalla dinamo della bicicletta dei tedeschi. Vedete, questa è una dinamo smontata che dentro c'ha il rame e gli serviva per fare tutta la bobina.
e dopo gli serviva dove parlare e ascoltare, e era questo, che era un pezzo di telefono da campo, e questa è la radio alla Metta. Virgilio Floriani è una storia che mi preme di più di quelle della storia della radio, diciamo, uno perché è un cisornese e uno perché sta finendo nel dimenticatoio come è successo a Tesla, perché Virgilio Floriani nel 1960 aveva quasi 10.000 operai con le succursali che aveva in giro per il mondo. È stato un grande della telefonia, dicono che sia stato il più grande imprenditore del dopoguerra, perché è partito da zero con i soldi dei suoi amici, dei suoi cognati, è riuscito a mettere su questa fabbrica e andare avanti, e ha collegato tutto il mondo con la telefonia, tant'è vero che tuttora detiene il record del ponte radio più lungo al mondo tra l'Arabia Saudita e il Sudan. E quando lavorava alla Safar, prima di fondare la Teletra, lavorava alla Safar e ha progettato questo apparecchio che è un radiofono incisore che incide anche dischi e così. E se vado avanti col museo qua, che mi dedicano qualche altra stanza, che faccio una stanza didattica, vorrei dedicargli uno spazio anche per lui, così sarà ricordato meglio, diciamo.